Buongiorno, i titoli di Sicilia 24. Cristmail orfano 2 volte, la denuncia di Alessandra, il medico di Palermo cui è stato revocato l'affido del bambino rimasto senza mamma, morta durante la traversata verso Lampedusa. Resisto per mia madre alla reazione della 19enne violentata dal branco. Sabato a Palermo le donne nuovamente in piazza. Mario Incudine racconta a Sicilia 24 la sua soddisfazione dopo la denuncia per la vendita di gadget mafiosi sui traghetti dello Stretto. La Regione ne ha disposto il ritiro. Solo se ci indigniamo riusciamo a cambiare le cose, dice. A Palermo gli studenti per sparagnare vendono libri usati e così contrastano il caro prezzi. Azienda catanese specializzata in software offre bonus da 3.000 euro a chi decide di tornare a lavorare in Sicilia. L'idea è di 2 giovani imprenditori per bloccare la fuga dei cervelli. Calcio, Brindisi-Catania, rischio rinvio a causa dell'inagibilità dello stadio di Taranto. La società pugliese cerca un campo alternativo dove disputare la partita. Buongiorno, benvenute e benvenuti a questa edizione di Sicilia 24. Anche nel dramma dei migranti la burocrazia non fa rima con umanità. Cristmail aspetta il suo papà, lo hanno reso orfano 2 volte. È l'appello di Alessandra, il medico di Palermo, cui è stato revocato l'affido del piccolo di 10 mesi rimasto senza mamma, morta nella traversata dall'Africa a Lampedusa. Il padre è bloccato da mesi in Tunisia. Sentiamo Emanuela Corsi. La mattina mio marito gli dava il latte, poi lo mettevamo anche davanti alla televisione con i cartoni, mio figlio si preparava per andare a scuola. È rimasto orfano 2 volte Cristmail, il piccolo migrante originario della Costa d'Avorio che lo scorso aprile era arrivato a soli 6 mesi a Lampedusa senza la sua mamma, caduta in mare ed annegata durante la traversata, mentre il papà era rimasto bloccato in Tunisia. Il piccolo, arrivato solo in Italia, era stato affidato con un provvedimento speciale ad Alessandra, medico rianimatore del 118 che lo aveva soccorso. Cristmail era stato portato dalla dottoressa a Palermo, dove vive con il marito, il figlio 14enne e un cagnolone Labrador, in attesa di potersi ricongiungere con il suo papà. Dalle acque gelide del Mediterraneo, sopra un barchino sgangherato, ad una casa vera, con tanti giochi e l'amore di una famiglia. Una gioia però durata poco. Lo scorso maggio, dopo un solo mese, un nuovo provvedimento del Tribunale dei minori di Palermo ha revocato l'affido, decidendo per il piccolo il trasferimento in una casa famiglia. Il padre, da 4 mesi, continua ad essere bloccato in Tunisia. La dottoressa, dopo mesi di dolore e silenzio, oggi lancia un appello affinché l'uomo possa raggiungere il suo piccolo rimasto solo in Italia. Quello che oggi a noi sta a cuore è capire perché non accelerare i tempi per far arrivare il papà di Chris qui a Palermo, perché possa Chris essere portato fuori dalla casa, dalla comunità e tornare ad avere una famiglia. Noi ci siamo offerti proprio per cercare di agevolare il suo arrivo qui, ad offrire un lavoro e anche un alloggio, pertanto da parte nostra c'è la massima apertura ad un aiuto per i confronti del papà. Nella stanzetta della sua casa palermitana è rimasto ancora tutto lì: il lettino, i giochi, i vestitini, il dolore di una famiglia che lo ha perso senza un perché. Noi guardiamo le foto di Chris da sempre, abbiamo passato un'estate pensando se ci fosse Chris con noi qui al mare, se ci fosse lui, insomma per noi a noi ha segnato veramente, è un punto dolente, lo abbiamo affrontato, lo stiamo affrontando, mi dispiace molto anche per mio figlio perché ci ha sofferto tantissimo, a me manca molto. Vado avanti per mia madre malata, il tormento della 19enne violentata dal branco. Intanto sabato a Palermo le donne nuovamente in piazza per la sicurezza, la VCIRIA si è tacciata ancora dalle forze di polizia. Manlio Viola.
Tornano in piazza le donne delle associazioni femministe di Palermo. Lo faranno sabato prossimo replicando il corteo transfemminista degli ultimi 2 fine settimana lungo le strade della Movida e le vie dello stupro del 7 luglio scorso. Sono preoccupate per la loro sicurezza e vogliono che questa città cambi volto. Una protesta che potrebbe continuare anche nei fine settimana a seguire. Non basta, secondo le donne, il sistema di sorveglianza messo in campo, anche se l'intensificarsi dei controlli voluto dopo la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica comincia a dare i suoi frutti. Alla Vucciria sono stati sequestrati in queste ore 12 banconi, di cui 2 riconducibili ad altrettanti venditori abusivi che sono stati sanzionati in quanto sprovvisti della prevista autorizzazione alla vendita di alcolici prevista per le aree pubbliche. Fu un bancone di questo genere, quello in cui la giovane violentata beve i suoi 7 sciottini, uno di fino all'altro, così come voluto dai suoi violentatori per farla ubriacare. Intanto proprio lei, la ragazza vittima, continua ad esternare sui social. Ho sentito parlare di rieducazione per gli stupratori, ma come si fa a pensare di rieducare una persona e lasciarla nuovamente in giro dopo che ha rovinato una ragazza, ha scritto in una lettera ad una trasmissione televisiva nazionale. Poi è tornata a parlare di sé, sia nella lettera che sui suoi canali social. Devo andare avanti, voglio farlo controvoglia, ma devo riuscirci. Non solo perché voglio una vita migliore, ma anche per mia madre, che nonostante fosse molto malata e bloccata a letto, si faceva sempre vedere col sorriso in volto. Mario Incudine racconta a Sicilia 24 la sua soddisfazione dopo la denuncia della vendita di gadget mafiosi sui traghetti nello stretto. La regione ne ha disposto il ritiro e il cantautore dice: solo se ci indigniamo riusciamo a cambiare le cose. Emanuela Corsi. Mai più gadget che possano ledere l'immagine della Sicilia a bordo delle navi. La regione vieta la vendita di souvenir di stampo mafioso sui traghetti tra Messina e Villa San Giovanni. Una decisione che arriva a pochi giorni dal video denuncia postato sui social dal cantautore siciliano Mario Incudine, che mostrava souvenir inneggianti alla mafia e che ha suscitato subito l'indignazione collettiva. Guardate questo, è un negozio di souvenir, guardate che cosa c'è, con le souvenir per la Sicilia, con le souvenir per raccontare la Sicilia, questa immagine del padrino, poi venite qua, un mafioso, la mafiosa, guardate, il tagliere del padrino, e guardate questa è nuova, questa è nuovissima, sexy mafiosi, questa fa veramente schifo. Il cantautore, protagonista di questa denuncia, oggi si dice soddisfatto e invita tutti i siciliani ad indignarsi e a reagire per migliorare la nostra terra. Questa è una bellissima risposta, è un bellissimo risultato di tutti i siciliani, perché c'è stato un movimento collettivo che ha portato a fare scruscio, a fare rumore, e per cui anche le istituzioni si sono rese conto della gravità della cosa. È chiaro che bisogna indignarsi per tutto quello che non va e ci indigneremo per tutto quello che non va, quindi sicuramente ci saranno altre reazioni, visto il risultato, altre reazioni su tutto il resto, su tutte le altre cose in cui ci sarà bisogno di scendere in campo. Io ci metterò la faccia, come ho fatto adesso, per primo, con la consapevolezza che più siamo, più i risultati li riusciamo a ottenere. E proprio sulla vicenda lanciata da Mario Incudine sulla diffusione del brand mafia, non solo su gadget venduti ai turisti, ma anche sull'alimentare e l'abbigliamento, è incentrata la puntata di oggi di Sicilia 24 Focus. Ospiti di Roberta Lunghi, oggi proprio il cantautore siciliano Mario Incudine e la giornalista del quotidiano La Sicilia Francesca Aglieri. Appuntamento dunque dopo questo TG alle 14:30 in diretta su Telecolor e sulla siciliaweb.it. Potete inviare già le vostre domande al 342 74 55 005. Adesso a Palermo contro il caro libri gli studenti di un liceo scientifico hanno adottato una strategia, il mercatino del libro usato. Sparagnamo. Questa iniziativa per fronteggiare l'aumento dei prezzi appunto dei libri scolastici. Marco Gullà. Sparagnamo, il mercato dell'usato per combattere il caro libri, liceo scientifico Albert Einstein di Palermo. Qui studenti e genitori vendono e comprano libri scolastici in vista dell'inizio della scuola. Una soluzione al caro libri che quest'anno ha colpito particolarmente le famiglie siciliane. Secondo Federconsumatori, infatti, si stima un rincaro dal costo dei libri e del corredo scolastico che si aggira più o meno intorno al 6% per città e provincia.
È un'idea che nasce per cercare di affrontare in maniera collettiva la problematica del caro libri, che ormai è una problematica che viviamo ogni anno. Abbiamo un aumento del costo dei libri, ma anche del materiale scolastico tutto, che è molto difficile da affrontare per diverse famiglie, e per cercare comunque di dare una mano alle famiglie più bisognose, ci cerchiamo di organizzare in questo modo di qua. Dalle prime ore della mattinata si è registrata una grande affluenza di studenti e genitori, indice di quanto il problema del caro libri sia sentito e diffuso, spesso addirittura proibitivo. Una famiglia normale spende più di 600 euro per acquistare libri per i propri figli, quindi questo mercatino aiuta queste famiglie a risparmiare molto denaro. Edizioni che cambiano e aumento dei prezzi. Il caro libri incide notevolmente sul bilancio familiare. Mi trovo bene, sto cercando proprio per risparmiare, quindi, e non buttare tutti questi libri, come vedete, nuovi. Tantissime famiglie si trovano a dover affrontare delle spese enormi, e soprattutto non solamente per un figlio, perché le famiglie sono numerose, i figli sono tanti, le spese sono molte di più, e quindi ci troviamo ogni giorno a dover soccombere sotto questo problema che non fa altro che peggiorare di anno in anno. Un'impresa catanese rivoluziona le offerte di lavoro per possibili dipendenti, offrendo bonus economici per chi decide di rientrare dall'estero o dal nord. Un modello che può contare su sgravi contributivi per le assunzioni. Marco Carli. In una regione, la Sicilia, in cui secondo i dati diffusi su 80.000 offerte di lavoro a settembre ne resteranno evase poco meno del 50%, ecco che c'è chi si industria per richiamare dall'estero o dal nord Italia le risorse che fanno al caso. Un rientro dei cervelli, per essere chiari, visto che parliamo di digitale. Aito, la factory catanese specializzata nel coding, ovvero lo sviluppo del codice che costituisce una base importante di ogni software, ha introdotto in azienda il contratto nazionale di secondo livello con una serie di benefit, e ce ne sono due particolarmente significativi: 3.000 euro per tornare a lavorare in Sicilia e altri 3.000 se si segnala un talento che vive lontano dall'isola. Appunto 3.000 euro di rientro, quindi direttamente cerchiamo di incentivare un pochettino i giovani a rientrare in Sicilia, ma ancora più bello, questo è il passaparola di rientro. Se tu ci suggerisci qualcuno che conosci, perché sappiamo tutti che abbiamo tutti amici che vivono a Milano, Torino, centro nord Italia, certo, in generale, se tu ci suggerisci qualcuno che vuole rientrare, tu che l'hai suggerito prendi anche il bonus. Il focus sono i giovani seguiti già dal liceo e dall'università. Abbiamo tutto un percorso di inserimento, quindi seguiamo i giovani, li inseriamo, gli insegniamo a lavorare, e quindi gli facciamo formazione, una formazione continua che poi dura nel tempo. Quindi questo è il primo ingrediente. Il secondo è che noi verso i nostri clienti facciamo dei tipi di progetti che si dice custom, no? Personalizzati. Il modello olivettiano, dove l'uomo conta più del prodotto, uno strumento imitabile, visto che nelle regioni svantaggiate del sud le aziende hanno sgravi fiscali per le assunzioni di giovani e non solo. Insomma, richiamare i talenti in Sicilia è possibile, qualcuno lo sta già facendo. È in corso da stanotte un incendio nella zona del villaggio di Castanea, vicino Messina. 2 Canadair e un elicottero stanno facendo la spola con lo stretto per cercare di spegnere le fiamme. Il rogo si è diffuso vicino ad alcune abitazioni. I vigili del fuoco e i forestali sono riusciti a tenere a distanza le fiamme e a evitare l'evacuazione. Spenti stamattina altri incendi che si erano sviluppati nella notte tra le colline dei villaggi di Zafferia e Larderia, ettari di boschi in fumo anche nell'Agrigentino. Ci fermiamo, breve pausa e poi torniamo con altri servizi. Una battaglia a suon di firme per chiedere alla Regione l'abolizione del pedaggio tra Messina e Villafranca. Sono state raccolte dal 23 giugno ad oggi, pensate, oltre 10.000 firme da presentare appunto all'ARS. Francesco Triolo. 10.000 firme ed una battaglia che va avanti da anni. Il pedaggio che si paga tra Messina e il casello di Villafranca è terreno di scontro da almeno 5 anni e adesso i cittadini che hanno promosso la petizione per la sua abolizione stanno alzando il tiro. Sono in 10.000 a chiedere che venga eliminato, anche alla luce dei disagi degli ultimi anni su quella bretella. Il nodo è conosciuto a Messina. Il casello di Villafranca infatti cade sul territorio della città e quell'Euro 20 che ogni giorno si trovano costretti a pagare centinaia di automobilisti che risiedono nei villaggi della zona nord, da Rodia a San Saba, proprio non va giù. Dal 23 giugno, allora, ecco la nuova petizione che verrà portata all'attenzione dell'ARS. Perché il pedaggio è illegale, illegittimo e assurdo. Ricade completamente questa bretella, perché non è un casello, all'interno della città di Messina, e sborsiamo €1,20 per compiere 6 chilometri
che non è né una tangenziale né un'autostrada, è semplicemente una trazzera impercorribile. A questa raccolta si aggiungono i firmatari di un'altra petizione del 2017, in totale 20.000 firme. Mario Biancuzzo, che è un ex consigliere della circoscrizione nord, ne ha fatto una battaglia affinché venga consentita la libera circolazione nello stesso territorio cittadino, ritenendo inaccettabile il pagamento. Una raccolta firme che non ha un colore politico, ma solo l'interesse comune e la tutela di quei cittadini messinesi che reclamano il diritto di non sborsare più quell'euro per compiere pochi chilometri. Guardi, la soluzione è questa, che io fra un paio di giorni manderò questa raccolta firme al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, al Presidente della Regione siciliana, per inserirlo all'ordine del giorno, per eliminare questo schifo di pedaggio, che deve essere completamente eliminato. Oppure l'altra strada da percorrere, e se entro 60 giorni lo metteranno all'ordine del giorno, è quello di fare definitiva chiarezza attraverso una denuncia che mio malgrado sarò costretto a presentare, perché non è più corretto, non è più ammissibile pagare €1,20 per compiere 6 chilometri. Mare Nostrum siciliano, i danni ambientali dal cemento illegale alla pesca di frodo. La Sicilia è terza per reati ai danni del mare. Marco Gullà. Cemento illegale, inquinamento, mala depurazione e pesca di frodo. Il mare in Sicilia è anche questo. E a fare il punto della situazione è il dossier Mare Nostrum di Lega Ambiente, che analizza i principali fenomeni di aggressione al patrimonio naturale delle regioni costiere italiane, e la Sicilia è terza per numero di reati. Attività illecite messe a segno in modo negativo verso il mare sono molteplici, dalla costruzione abusiva e selvaggia lungo e sulle coste alla mala depurazione delle acque, quindi anche i rifiuti gettati in mare, e nella penisola questo fenomeno registra numerosi illeciti, più di 4.000. In Sicilia i dati sono davvero preoccupanti e suscitano amarezza. Nella classifica nazionale, come detto, l'isola si colloca al terzo posto dopo la Campania e la Puglia, con 1.047 reati contestati, 1.015 persone denunciate o arrestate e 140 sequestri effettuati. Un'altra maglia nera per l'isola riguarda la pesca di frodo. Delle circa 400 tonnellate di prodotti ittici sequestrati nel corso dello scorso anno, oltre 129 sono quelle sequestrate in Sicilia. Analizzando tutti gli illeciti, sia penali che amministrativi, l'isola guida la classifica con 2.306 infrazioni. I dati che riguardano la nostra isola confermano la necessità, afferma Lega Ambiente, di uno sforzo decisamente più concreto da parte dei governi nazionale, regionale e dei comuni. Unica nota positiva riguarda il mare inquinato, dove l'isola è scesa di 2 posizioni rispetto al 2021. Breve pausa e poi il calcio. Non si giocherà a Taranto la partita fra Catania e Brindisi, valida per la seconda giornata di Serie C. Così ha deciso la Commissione di Vigilanza. Ora sta alla società pugliese trovare un campo dove poter disputare la partita, ma c'è anche l'ipotesi rinvio. Marco Carli. Brindisi-Catania non si giocherà a Taranto, è il dato emerso dalla riunione del GOS e della Commissione di Vigilanza in seguito alle fiamme scoppiate in Curva Sud dopo il derby fra i tarantini e il Foggia di domenica scorsa. Inoltre l'impianto è stato interessato da un incendio anche nelle ultime ore, sempre nello stesso settore in cui si sono sviluppate le fiamme dopo la partita, una densa colonna di fumo visibile in tutta la città, come si può apprezzare anche dal sito di Antenna Sud. Lo Iacovone dunque è stato definito inagibile in vista del match di domenica. Adesso la palla passa al Brindisi, che deve trovare un altro impianto dove far disputare la partita. Si fanno i nomi di alcune città pugliesi, vedi Francavilla, ma non c'è un buon rapporto fra le tifoserie della Virtus e del Brindisi. Altra opzione al momento poco praticabile per le condizioni infrastrutturali dello stadio è Andria. Dunque la società brindisina sta anche guardando oltre i confini regionali e non si può escludere nemmeno il rinvio, anche se bisognerà capire cosa ne penserebbe il Catania. Rossazzurri che intanto vogliono sfruttare le sensazioni positive di gioco e di prestazione maturate con il Crotone nonostante la sconfitta. Difesi in emergenza con Rapisarda fermo per infortunio, Lorenzini ancora squalificato e Silvestri appena arrivato dal mercato. Da verificare le condizioni di Palermo, col Brindisi assente pure Chiarella. Quaini, ospiti a corner, ritorna sul gruppo e sul match con il Crotone. Poche squadre stanno al 100% alla prima di campionato e poi comunque penso che sia una partita dove magari anche l'aspetto mentale, giocata così e ti trovi sotto 1-0, qualcosa puoi accusare, però comunque anche dopo il gol abbiamo avuto l'occasione di testa di Curado, abbiamo battuto dei calci d'angolo.
magari siamo andati un po' un po' meno lucidi rispetto al primo tempo, però come hai detto te la stanchezza prima di campionato ci sta secondo me. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, vi lascio al Focus, oggi in studio Roberta Lunghi, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon pomeriggio.